Ormai è quasi Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova i detenuti stanno producendo i famosi panettoni Giotto. Il negozio monomarca lo trovate qua in via Roma, è nuovissimo, Padova. Presidente, mi ha colpito questa fotografia di un panettone fatto a sbarre che ricorda appunto il carcere. Sì, abbiamo voluto fare un'immagine un po' scherzosa che però richiamasse dove vengono fatti i nostri panettoni e che è nel carcere di Padova, con i detenuti nostri dipendenti che imparano da 4 maestri pasticceri nostri a fare queste prelibatezze. Non solo il panettone, ma anche i cioccolatini che vedi qua in basso e tutto l'assortimento delle praline. Ne lavorano più di 40 detenuti da noi, con grande entusiasmo, perché dopo poco che passano il periodo di tirocinio si accorgono che è veramente una possibilità straordinaria per poter dare una svolta sia alla loro permanenza in carcere, sia come possibilità per il loro futuro dopo, perché prima o poi questa pena finirà. Allora, quest'anno stiamo guardando un po' il confronto tra i due packaging, okay? I panettoni sono 9 gusti, ogni 2 anni cerchiamo di sfornarne uno nuovo e quest'anno stiamo anche facendo un passo verso la biosostenibilità, quindi l'eco-friendly, e stiamo iniziando a lavorare con un packaging che arriva da stralci d'erba ed è gettabile interamente nell'umido. Lo zenzero è l'ultimo arrivato. Dov'è? Ed è un panettone particolare, qui si vede un po' meglio magari la confezione, questa qui, okay? Che è zenzero, mandarino e gelsomino. E dalla pasticceria Giotto con il panettone classico, buongiorno Mattino. Buongiorno Mattino.